Riparte in presenza mercoledì prossimo a Cadei Carraresi la quarta edizione del Festival della Filosofia Young Thinkers Festival, voluto e promosso dal Liceo Antonio Canova in collaborazione con la Regione Veneto, la Società Filosofica Italiana di Treviso, Fondazione Casamarca e il Festival Internazionale di Filosofia di Ischia e Napoli. Gli studenti partecipando all'evento potranno riflettere sul significato di una nozione complessa, quella di bellezza, per far luce su se stessi e sul mondo che li circonda. Anima e direttore progettuale del convegno, la professoressa Gigliola Rossini. Il percorso dei ragazzi guidati da giovani universitari, guidati dai loro docenti e nell'incontro con pensatori, filosofi, cito Umberto Curi che sarà con noi, il maestro e compositore Paolo Troncone, il professor Orcalli, la professoressa Dreon dell'Università Ca' Foscari di Treviso, hanno colto dei significati molto più complessi dell'esperienza della bellezza. Intanto il fatto che esperienza della bellezza significhi rapporto con gli altri, significhi condivisione, in qualche modo che ciò che si sperimenta da soli non è bello. E il rapporto della bellezza con il tempo, come dicevano i nostri antenati greci nella classicità, il tempo kairos, che è il momento opportuno, il momento da cogliere, l'opportunità. E questo credo si leghi a quel bisogno di sogni rivolti al futuro che i ragazzi hanno.